Si chiude con un miglio per sole femmine di 4 anni, sono 7 al via, 1 Franca Daghi, 2 Fixlove HP, 3 Flaura, 4 Forza Onore GPD, 5 Fantasy Mark, 6 Fanny Clan, in seconda linea 7 Fabiana Stecca. I favori sono per Fanny Clan in chiusura, alternativa principale Fantasy Mark numero 5. Macchina che accelera, parte piano Fanny Clan, ed è invece Fantasy Mark che si lancia in avanti con grande scatto, va a superare Fixlove HP e Franca Daghi, rimane al largo invece Flaura che non riesce a ripiegare sotto e quindi insiste e si porta su Fantasy Mark dopo 200 metri in 14,7. Insiste al largo Flaura, ma Numero Fantasy Mark 7, Fabiana di no. Stecca, squalificato. Tanto c'è stata la squalifica per Fabiana Stecca, se ne vanno 400 in 28,7 con Fantasy Mark che ha respinto Flaura, Fixlove a contatto, poi Franca Daghi, ancora Fanny Clan che sta risalendo dopo la cauta partenza, ma viene anticipata proprio da Franca Daghi. Franca Daghi va a prendere la schiena di Flaura, 600 che se ne vanno in 44,3 ora davanti alle tribune, dopo 700 metri di gara continua a guidare Fantasy Mark in vantaggio dopo 800 metri nel 59,4. Ora la mossa di Franca Daghi che viene via in terza ruota, prova a seguirla Fanny Clan. Franca Daghi decisa nella sua offensiva, sopravanza in breve Flaura e cerca l'aggancio con la leader Fantasy Mark che completa in 1,15,1 i 1000 metri iniziali. Franca Daghi attacca ma risponde bene Fantasy Mark, fatica per il momento ad avvicinarsi Fanny Clan che ha perso molto terreno in partenza, 400 alla conclusione, parziale ancora secco in 14,5 con Fantasy Mark che si mantiene in vantaggio su Franca Daghi. Cerca di avanzare Fanny Clan, mancano 200 metri all'arrivo con Franca Daghi protesa ancora su Fantasy Mark che entra in vantaggio addirittura d'arrivo ma si getta di galoppo. L'errore di Fantasy Mark e così è Franca Daghi in vantaggio, lo scatto interno di Fanny Clan. Franca Daghi si difende, Franca Daghi replica fin sul palo a tutti i tentativi di Fanny Clan, mentre per il terzo sono in linea Fixlove HP e Forza Onore GPD. 1,14,9. Franca Daghi conferma l'ottimo momento di forma con Francesco Virzi in sediolo, viene a vincere una corsa non semplice controllando il finale generoso di Fanny Clan che ha pagato una partenza davvero molto molto morbida e ne ha approfittato Franca Daghi per anticiparla sul percorso e andare a vincere, raddoppiando così il successo ottenuto all'ultima uscita. Francesco Virzi con Franca Daghi per conto del signor Ettore Vairani e della signora Irina Scialani.